Laigueglia è una tranquilla cittadina della Riviera Ligure di Ponente, sulla quale dominano i due meravigliosi campanili barocchi della parrocchiale di San Matteo. Un tipico borgo marinaro ligure che ha molte storie da raccontare. Tra le tante, oggi scopriremo quella di una piccola chiesa arroccata lassù, in alto, su Capomele, il santuario della Madonna delle Penne. La chiesa fu costruita nel XVII secolo da una comunità di catalani che si era trasferita a Laigueglia. Dalla Catalogna vi portarono una statua di Maria con alla base la scritta Mado de Peñe, che in catalano significa Madonna della Roccia, nome che nel tempo sarà poi storpiato in Madonna delle Penne. L'edificio, a base rettangolare, a prima vista colpisce per la sua estrema semplicità. L'interno barocco ha un caratteristico pavimento ligure in marmo ardesia. Alla sinistra dell'altare, però, si vede la roccia su cui è edificato il santuario. Volutamente l'hanno lasciata lì. Sarebbe stato sufficiente fare il pavimento 5 cm più alto e l'avrebbero coperta. E invece, simbolicamente, proprio vicino all'altare si vede la roccia che esce fuori. Alle pareti vi sono numerosi ex voto marinareschi, tra cui il modellino del Ravenna, un veliero battente l'antica bandiera laiguegliese con l'aquila ed una corallina, la barca utilizzata per pescare il corallo. Il corallo fino a quando l'hanno pescato a Capomele? Sino al Settecento, è stato il secolo d'oro per Laigueglia. Calavano l'argano con le 4 reti, zavorrato da una grossa pietra, e andavano a strascico. Però con questo sistema rimaneva impigliato nelle reti circa il 20% di quello che distruggevano. Era una pesca devastante. Così, quando il corallo qui è finito, si sono spostati in Corsica. Sull'altare c'è una copia della statua portata nel 600 dai catalani. Purtroppo quella originale, qui in una vecchia foto, fu rubata negli anni 70 del secolo scorso. La sacrestia conserva molti ex voto e cimeli del Ravenna, il piroscafo silurato nella prima guerra mondiale al largo di Capomele. Il piatto del Ravenna che riemerge da 100 metri sotto il mare. Sopra la sacrestia c'è un locale, un tempo adibito a cucina e dormitorio, e oggi in gran parte dedicato all'affondamento del Ravenna. Un episodio che vide molti laiguegliesi prodigarsi per soccorrere e salvare tutti i membri dell'equipaggio che sopravvissero all'esplosione. Questo è il piroscafo Ravenna in navigazione. Questo è un disegno di come si trova adesso in fondo al mare. Qui abbiamo il comandante del sommergibile austro-ungarico che l'ha fondato. Questo è l'elenco che era stato depositato in Capitaneria di Porto di tutte le barche con i nomi dei laiguegliesi che erano imbarcati e che hanno salvato l'equipaggio del Ravenna. Questa io la chiamo la finestra della Corsica, perché quando si vede la Corsica è proprio dritta qui. Ad est, sulla facciata laterale che domina la Riviera Ligure, c'è l'affresco seicentesco della Madonna dei Grandi Occhi. Osservandola si nota che gli abiti, da noi tradizionalmente bianchi e celesti, sono invece rossi e sgargianti, tipici della tradizione iberica. Ai suoi piedi è raffigurata Laigueglia nel 1600 con i 3 bastioni, di cui oggi rimane solo il bastione Cavallo a levante del borgo. La chiesa di San Matteo fu invece aggiunta da un altro pittore nel XVIII secolo. Incrociando gli sguardi si nota come l'anonimo artista riesca a trasmettere all'osservatore una mistica spiritualità.
Ogni anno, subito dopo Pasqua, i corallini partivano per le ricche ma inospitali coste della Corsica. Di buon mattino, una flotta anche di 200 coralline prendeva il largo. I familiari, con il parroco benedicente, si raccoglievano per un ultimo saluto ai loro cari, quassù, a Capomele, alla Madonna delle Penne. I corallini, accompagnati dagli sguardi fino all'orizzonte, sarebbero rientrati solo per la festa di San Matteo, ma dal viaggio, ai tempi molto pericoloso, purtroppo non tutti tornavano. Alla Madonna delle Penne nei secoli sono passati molti personaggi illustri, tra cui San Giovanni Bosco, che nel 1881 vi celebrò una messa ed estasiato dal luogo, l'anno seguente vi si appartò per un mese di ritiro spirituale, al termine del quale, come si evince dai documenti contabili, lasciò un'offerta per il santuario. La chiesa ha rischiato varie volte di essere distrutta. Nel periodo napoleonico, per la presenza di una batteria difensiva francese, la zona fu ripetutamente cannoneggiata dai bastimenti inglesi che doppiavano Capomele, fortunatamente senza provocare danni. Il 24 aprile 1945 i tedeschi in fuga fecero saltare la strada sottostante. Fu con grande sollievo che, al diradarsi del polverone causato dall'esplosione, i laiguegliesi radunati sul molo rividero la loro chiesa intatta. Ai giorni nostri, in uno dei tratti più inaccessibili della costa di Ponente, l'Aurelia corre a ridosso del santuario, che dopo un periodo di abbandono, grazie ad un gruppo di volontari laiguegliesi, è stato completamente restaurato. Per il futuro, la speranza è che la Madonna dei Grandi Occhi rivolga per sempre il suo sguardo protettivo sulla Baia del Sole.